La guerra in Ucraina si fa sempre più spietata, le possibilità di una trattativa di pace sono sempre più difficili. Il conflitto latente tra la Russia e l'Occidente raggiunge anche i Balcani e l'Adriatico, il ruolo della marina militare. La Polonia chiede con insistenza alla Germania la riparazione per i danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. La memoria di Lidice, la marzabotto della Repubblica Ceca, il villaggio fu raso al suolo e i suoi abitanti uccisi per rappresaglia dai nazisti. Bona Sforza, la regina polacca che con la sua cultura rinascimentale portò progresso e benessere a Bari. Di strage in strage, i fronti della guerra in Ucraina si stanno stabilizzando. Malgrado i droni, i satelliti, i missili ipersonici, le trincee scavate per migliaia di chilometri, però sembrano uguali ai mattatoi della Grande Guerra. Russi e ucraini in paesoni come Soledar e Bakhmut si contendono pochi metri al costo di migliaia di morti. I russi continuano a colpire le città ucraine. A Dnipro un missile ha sventrato un condominio causando la morte di circa 50 persone. Un elicottero è precipitato su di un asilo a Brovary, 18 le vittime, tra di loro anche il ministro dell'interno ucraino Monastyrsky e tutti i suoi più stretti collaboratori. Morti anche 3 bambini. L'inverno sembra avere congelato i fronti, trasformando il conflitto in una guerra di logoramento. È molto difficile che da una guerra di logoramento e posizionamento avvenga un crollo di una parte per una vittoria militare o per implosione. Si arriverà, come spesso si è fatto in tutto questo tipo di guerre, a un armistizio, ad una pace trattata. Naturalmente questo dipende dall'intervento di alleanze esterne oppure da una parte che in genere consideriamo meno ma che è assolutamente importante, la tenuta del fronte interno, la capacità di produrre materiali o la capacità degli alleati di continuare a fornire armi, munizionamenti e addestramento per gli uomini. Putin ha ordinato al suo capo di Stato Maggiore, generale Gerasimov, di assumere in prima persona il comando delle operazioni in Ucraina. Gerasimov, che è il capo degli Stati Maggiori riuniti, ha 3 punti interessanti agli occhi di Putin. Primo, non è un socio in affari come Shoigu. 2, ha una strategia sofisticata che non è soltanto quella della Cecenia, della Siria, dei massacri di Aleppo. Tiene conto, terzo, di una strategia ibrida nella quale vi sono dentro Stato civile, intelligence, controllo delle popolazioni e anche un modo per tenere le forze armate su di morale, non parlando solo di mercenari. In più Gerasimov ha una carta, parla con il generale Mark Milley, lo ha già fatto 2 volte precedentemente, quindi parla direttamente con gli americani. Nessuno riesce a vincere, nessuno può perdere, nessuno propone una tregua. La trattativa di pace può essere imbattita soltanto dalle 2 potenze che sono gli attori in questo momento da una parte e dall'altra della capacità di combattere e di resistenza. Gli americani e la NATO perché forniscono le armi all'Ucraina che sono assolutamente necessarie per continuare a combattere e la Cina che è stata nell'ombra in un atteggiamento obliquo ma che non ha nessuna voglia di veder cadere il suo alleato che copre tutto il fronte occidentale e che quindi potrebbe essere uno dei 2 interlocutori che dà inizio ad una vera conferenza di negoziazione e poi di pace. È possibile una mediazione tra le grandi potenze? Fino ad oggi si è parlato sempre dei territori, si è parlato sempre della Crimea, si è parlato soprattutto della Crimea. Questo non è il punto di arrivo. Una conferenza di pace tra potenze deve partire da accordi sull'arma nucleare, sull'uso delle armi, sui sottomarini, sui missili balistici, deve partire da un contesto generale che coinvolga poi l'adesione all'Unione Europea, la parte economica ed infine passare al problema della posizione diplomatica dei territori del Donbass e quindi lasciare per ultimo l'argomento che invece viene portato oggi sempre avanti, a mio parere sbagliando, che è quello della Crimea. Il Cremlino ha annunciato di voler aumentare di 1/3 gli effettivi delle forze armate russe. Putin vuole avere 1,5 milioni di soldati, marinai e avieri. Nella Federazione Russa però non tutti sono d'accordo. A Mosca, dopo il bombardamento e la strage di civili a Dnipro, i cittadini hanno iniziato a deporre fiori sotto il monumento alla poetessa Alessia Ukrainka. La polizia ha già arrestato 4 persone, ma sotto il monumento ci sono sempre dei fiori.
A molti in Europa il drammatico e sanguinoso conflitto appare ancora lontano, quasi esclusivamente racchiuso in Ucraina, ma proprio le condizioni geostrategiche sul Mediterraneo fanno dell'Italia la retroguardia più avanzata della NATO dinanzi ai Balcani. Facile dunque comprendere come la base navale di Taranto, sede della flotta italiana e sito di riferimento operativo e logistico per il Patto Atlantico, divenga più che un obiettivo sensibile nella sciagurata ipotesi di un allargamento delle ostilità fra blocchi contrapposti. A confermare i timori di una possibile escalation è la nutrita presenza in Adriatico di unità navali russe, incrociatori lanciamissili, cacciatorpediniere ed un numero imprecisato di sottomarini dotati di modernissime tecnologie. È in questa condizione che la Marina Militare rafforza i propri dispositivi di difesa e di controllo delle coste, fornendo anche copertura marittima e aerea alle altre forze della NATO schierate in Romania e in stato di allerta ormai da molti mesi. In tale contesto determinante è considerato anche il ruolo dell'aeronautica, mediante l'impiego di caccia intercettori Eurofighter ed F-35 in decollo dalle basi di Amendola e del 36esimo Stormo di Gioia del Colle e impegnati a riposizionarsi presso la base NATO di Costanza in Romania per il controllo degli spazi aerei europei a ridosso dei Balcani. È legittimo essere preoccupati per tutto, non solo quello che avviene in Ucraina, quindi noi siamo qui per garantire la difesa e la tutela del territorio nazionale in modo da evitare, cercando di fermare le minacce lontano dal territorio nazionale, evitando che appunto si avvicinino. Lucio Caracciolo, direttore di Limes, definisce molto probabile il pieno coinvolgimento delle forze armate NATO nel conflitto. Direi che il rischio sia senz'altro reale. Noi forse non ne siamo abbastanza consapevoli, l'Italia forse fra i paesi europei è quello che paradossalmente sembra più distratto rispetto a quanto sta accadendo, se non per le questioni che riguardano l'energia e l'economia, ma ci sono questioni di sicurezza che riguardano anche e soprattutto la sicurezza del mare, delle nostre coste, dei nostri approvvigionamenti energetici, dei cavi internet che possono essere ovviamente recisi e tutta un'altra serie di questioni essenziali che dovrebbero essere, io credo, sempre più all'attenzione dell'opinione pubblica e del governo. Una prova generale per verificare e mettere a punto il miglior modello di difesa possibile e utile a fronteggiare eventuali minacce è stata inscenata con l'esercitazione aeronavale Mare Aperto della NATO, che ha impegnato 4.000 militari, 45 unità fra navi e sottomarini, oltre ai velivoli imbarcati sulla portaerei Cavour. Piuttosto vasta l'area interessata fra Adriatico, Ionio, Tirreno e Canale di Sicilia, un complesso articolato contesto addestrativo anche nelle dimensioni innovative sempre più importanti dello spazio e della cybersicurezza. Certo, i russi ci sono, per cui a noi il compito di sorvegliare il Mediterraneo, controllare da vicino queste navi è un forte messaggio dal punto di vista della comunicazione strategica che l'alleanza dà, per cui quello che tengo a evidenziare è che come Marina italiana ci muoviamo in un contesto pienamente sinergico con le altre marine alleate che operano nel Mediterraneo e con tutte quante le altre operazioni, quelle dell'Unione Europea, l'operazione Irini, della NATO, l'operazione Sea Guardian e quella ancora più importante che va sotto il nome di Noble Shield e che vede permanentemente presente nel Mediterraneo una portaerei americana, il Bush, a bordo della quale sono stato il 15 di dicembre e la nostra nave Doria era proprio in quel momento incaricata di assicurarne la protezione aerea e questo ci fa molto piacere. Significativa la partecipazione di forze anfibie, a cominciare da quella della Brigata San Marco e del Comando Incursori della Marina Militare, non secondaria l'integrazione di una compagnia di lagunari dell'esercito italiano e di velivoli dell'aeronautica specializzati nel trasporto tattico. Piazza Krasinski davanti alla Corte Suprema è uno dei luoghi più visitati della capitale polacca. Lì si trova il monumento alla rivolta di Varsavia, ricorda l'insurrezione dell'estate del 1944 quando la popolazione polacca si ribellò all'occupatore nazista. 2 lunghi mesi di sangue che si conclusero con l'espulsione di tutti gli abitanti dalla città e la sua quasi totale distruzione. A 80 anni di distanza la Seconda Guerra Mondiale è tuttora ben presente nel dibattito pubblico. Per il governo polacco
guidato dai conservatori di diritto e giustizia, i conti non sono ancora chiusi. Da mesi la Polonia porta avanti una disputa a suon di note diplomatiche per ottenere riparazioni per tutti i danni subiti dall'aggressione di Hitler. Secondo i calcoli di Varsavia, la Germania dovrebbe sborsare 1.300 miliardi di dollari, più o meno il doppio del prodotto interno lordo polacco. Berlino da parte sua ha risposto picche, prima con dichiarazioni di propri esponenti di governo, poi con un formale documento del Ministero degli Esteri. Secondo la Germania la questione è stata archiviata già negli anni 50 in un accordo che però la Polonia ritiene non valido. Chi ha ragione tra i due? Abbiamo chiesto un parere a un professore che lavora all'Istituto di Diritto Internazionale dell'Università di Varsavia, Robert Jeszczak. Bisogna fare una distinzione tra riparazioni e risarcimenti. I risarcimenti vengono concessi alle singole persone per volontà del governo ex grazia, mentre tra gli stati si parla di riparazioni. Non ci sono strade percorribili, sono chiuse per noi studiosi almeno dal 1990. È una distinzione importante quella tra risarcimenti e riparazioni, perché la Germania a partire dagli anni 90 ha sborsato oltre 1 miliardo di euro per risarcire le vittime della ferocia nazista attraverso la fondazione polacco-tedesca. La Polonia ha rinunciato alle riparazioni con un atto unilaterale negli anni 50. Atto invalido secondo l'opinione del governo guidato da Mateusz Morawiecki, perché la decisione fu presa dal Consiglio dei Ministri, ma la competenza era del Consiglio di Stato. Per la Germania il caso, come detto, è chiuso. Lo ha ribadito lo scorso 3 gennaio in una comunicazione ufficiale indirizzata a Varsavia. Ma perché, secondo molti giuristi a cui si rifà la Germania, la disputa è archiviata? La questione si è chiusa nel 1990 con i trattati di pace con la Germania. Noi abbiamo rinunciato alle riparazioni, la Germania ai territori precedenti alla Seconda Guerra Mondiale. E comunque nel diritto vige la regola che se per decenni una questione non viene sollevata, significa che va bene a tutte le parti. Poi è importante sottolineare che non abbiamo chiesto riparazioni alla Russia, stato successore dell'Unione Sovietica, che ha distrutto 1/3 del nostro paese. Insomma, è difficile che l'azione della Polonia porti a risultati concreti, anche se solleva nell'opinione pubblica consensi per il senso di ingiustizia percepito, perché alla fine la Germania non ha mai pagato per tutto quello che di orrendo ha fatto il Terzo Reich in territorio polacco. Le sculture in bronzo di 82 bambini a grandezza naturale si stagliano nei campi di Lidice, 20 km a nord-ovest di Praga, in Repubblica Ceca, un luogo teatro di uno dei massacri più terribili della Seconda Guerra Mondiale. Il 10 giugno 1942 il piccolo villaggio di Lidice fu completamente distrutto dai nazisti, per rappresaglia all'attentato delle forze partigiane ceche a Praga, in cui venne ucciso il gerarca nazista Reinhard Heydrich, protettore del Reich in Boemia e Moravia e uno degli uomini più potenti della Germania di Hitler. Gli uomini di Lidice 173 furono uccisi a fucilate davanti al muro di un granaio, mentre le donne, 198, e i 99 bambini furono portati via. Alcuni dei bimbi vennero scelti per essere germanizzati e affidati a famiglie ariane. Gli altri 82 morirono nelle camere a gas del campo di sterminio di Chełmno. Il più piccolo aveva 1 anno, il più grande 16. Accanto al monumento che li ricorda, un museo ricostruisce il massacro e i fatti che lo precedettero, a cominciare dall'operazione Anthropoid, in cui venne ucciso il nazista Heydrich. Alcuni mesi prima della strage di Lidice, tra la fine del 41 e l'inizio del 42, in Repubblica Ceca le uccisioni indiscriminate ordinate da Heydrich avevano raggiunto il culmine. Il governo ceco in esilio a Londra decise dunque di eliminarlo. L'operazione Anthropoid venne concordata con la Resistenza Nazionale Non Comunista e il governo inglese. Alcuni soldati cechi dell'esercito cecoslovacco libero costituitosi in Inghilterra vennero paracadutati da aerei inglesi. L'attentato venne eseguito a Praga il 27 maggio 1942. Heydrich, gravemente ferito, morì alcuni giorni dopo in ospedale. For the Czechs it's the most important resistance
Per i cechi l'operazione Anthropoid è stata la più importante azione di resistenza nella Seconda Guerra Mondiale. Heydrich era il più potente gerarca nazista in Boemia e allo stesso tempo il responsabile dell'Olocausto per tutto il popolo europeo, visto il suo ruolo decisivo nella pianificazione e organizzazione dello sterminio degli ebrei. È stato importante che dopo l'assassinio di Heydrich e la strage di Lidice, i governi francese e britannico annunciarono che gli accordi della Conferenza di Monaco del settembre 1938 erano cancellati, quindi la Cecoslovacchia avrebbe potuto essere ricostruita nei suoi confini precedenti all'occupazione. Il villaggio di Lidice venne scelto per la rappresaglia sulla base del solo sospetto che alcuni abitanti facessero parte della resistenza, ma i residenti di Lidice non avevano alcun legame con l'attentato. Del paese non rimase nulla. I nazisti incendiarono le case e poi demolirono le mura. I corpi degli uomini vennero gettati in una fossa comune. Durante una cerimonia a Praga abbiamo incontrato il capo della comunità ebraica locale che ci ha raccontato la sua storia personale su Lidice. Mio padre, prima della guerra, era un giornalista. Venne portato nel ghetto di Teresin e poi anche ad Auschwitz, ma nonostante tutto quello che ha vissuto, ha sempre detto che l'esperienza peggiore che ha subito è stata Lidice. Era uno dei prigionieri incaricati di scavare la fossa comune per gli uomini che furono fucilati. L'esecuzione durò 7 ore. Dopo la guerra non ha mai smesso di ripetere che la cosa più brutta che ha visto è stata quella che i nazisti hanno fatto a Lidice. Dopo la guerra le donne di Lidice sopravvissute ai campi di concentramento tornarono nei luoghi dove sorgeva il villaggio e furono loro a tramandare la memoria di un massacro che altrimenti avrebbe potuto essere dimenticato. Ma jeszcze dużo czasu, nie mniej niż 10 lat. Raffinata, colta, fin troppo intelligente. Così la regina Bona Sforza è descritta dai cronisti del suo tempo. L'italiana di Milano che, cresciuta alla corte di Napoli e poi sposata al re polacco Sigismondo di Agellone, esercitò senza riserve il suo potere, provando a fare della monarchia un'istituzione più moderna e forte. Regina di Polonia, Lituania e Ucraina, ma anche duchessa di Bari. In Puglia Bona Sforza trascorse parte dell'infanzia e l'ultimo anno di vita. Quando la corte di Isabella d'Aragona con Bona Sforza piccola è venuta a Bari, Bari ha vissuto una stagione felice e questa stagione andrebbe recuperata e rivalutando questa figura di donna di potere del Cinquecento, che ha un grande valore, per esempio quello di rappresentare in qualche modo un'Europa unita ante litteram. Il suo mausoleo passa quasi inosservato sull'altare della Basilica di San Nicola, dove fu costruito per volontà della figlia Anna attorno al 1580, quasi 30 anni dopo la morte della sovrana, nel castello di Bari, probabilmente per avvelenamento. Avendo una preparazione culturale, anche politica, voluta dalla madre, ha comandato, ha governato in tutti i sensi, dal punto di vista politico, sociale e anche religioso, direi. Documenti originali custoditi nell'Archivio di Stato di Bari testimoniano l'intensa attività politica e diplomatica della regina dallo spirito rinascimentale, delibere per l'approvazione di lavori, missive agli ambasciatori, accordi politici, committenze artistiche, fonti storiche che contribuiscono a riscattare l'immagine di Bona Sforza oscurata dopo la sua morte dai nemici politici e da quella nobiltà che tanto la osteggiò in vita. Un prezioso archivio mostrato a Papa Giovanni Paolo II in occasione di una sua visita in Puglia. Era il 1984. Sapendo della venuta del Papa, il direttore Giuseppe Di Benedetto dell'Archivio di Stato, avendo la raccolta di documenti della corrispondenza tra la Polonia e Bari, e il Ducato di Bari, ne ha voluto fare una raccolta da donare al Papa.
Pochi passi dalla Basilica di San Nicola alla Cattedrale di San Sabino. Qui c'è la cisterna che Bonasforza fece costruire a beneficio della popolazione. Sulla pietra danneggiata dal tempo e dal vandalismo ancora si legge: «Venite, o poveri, con letizia e bevete senza spese l'acqua che vi fornì Bona, regina di Polonia». Ci sono altre tracce di Bonasforza nel territorio? Sì, sicuramente ce ne sono, innanzitutto nel castello, perché naturalmente ha voluto rimaneggiare, già lo aveva fatto la madre, e renderlo molto accogliente. C'erano i feudi vicini, i feudi minori, ricordiamo ad esempio Capurzo, dove lei nel 1541 dette l'ok per la costruzione di una chiesa, la famosa chiesa attualmente è di San Salvatore, la chiesa matrice. Poi ancora Trigiano, ma anche fuori Bari, quindi Monteserico. Paolo ogni anno il ricordo delle terre che lei aveva concesso, le terre di Auricarro così chiamate, fanno ancora un grande corteo. Storie raccontate nel libro Bonasforza tra storia e novella, Adda Editore, che secondo gli autori potrebbe diventare la sceneggiatura di un nuovo film. Io faccio un invito ad un produttore cinematografico illuminato che voglia recuperare questa figura. Questa storia andrebbe ricostruita in un momento importante della storia d'Europa.